Cambiamenti climatici, un fenomeno con cui purtroppo tutti dobbiamo fare i conti molto più spesso di un tempo. Se ne è parlato anche a Veneto Agricoltura durante un incontro sul futuro dell'agricoltura veneta in ambito europeo. Oggi si parla di cambiamento climatico non decennale ma annuale, quindi ovviamente gli sforzi finanziari per poter fare investimenti strutturali su tutta la parte irrigua e anche strategica delle imprese parte anche dalle iniziative comunitarie come gli strumenti finanziari che mettono a disposizione. Un tema importante, difficile da affrontare, molto orizzontale, è un tema in cui l'agricoltura può svolgere una sua funzione. Una sua funzione importante proprio perché è la sede territoriale di alcune delle principali azioni che noi possiamo mettere in campo per mitigare da una parte il cambiamento climatico e per adattare le nostre attività di tutti i giorni a questi estremi che purtroppo spesso sono disastrosi da un punto di vista poi dell'impatto economico e anche purtroppo di vite umane sul nostro territorio. E di cambiamenti il Veneto è certamente stato vittima recentemente. Alluvioni prima e siccità poi hanno devastato il territorio. Quest'estate molte aziende si sono trovate letteralmente in ginocchio.